Signore e signori, buongiorno a tutti a nome dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto. Grazie per essere qui con noi all'inaugurazione della mostra Insistenze, retrospettiva sul regista, attore e sceneggiatore vittoriese Giuseppe Taffarel, allestita a Palazzo Todesco per il 10° anno dalla sua scomparsa. L'evento è organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vittorio Veneto con il contributo della Regione del Veneto e vanta come media partner RAI Veneto e la Cineteca di Bologna. L'esposizione è anche patrocinata dal Comune di Belluno, dal Comune di Auronzo, dal Comune di Valstagna e dal Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Padova. Dopo la conferenza organizzata lo scorso 1° marzo, sempre qui al Teatro da Ponte, nel 100° anniversario della sua nascita, la mostra si presenta come secondo evento di una serie di iniziative che verranno realizzate anche grazie alla collaborazione di diversi partner locali come Ampi Vittorio Veneto, ISREV, Lago Film Fest, La Tenda TV, Psiche 2000 e naturalmente grazie anche alla famiglia Taffarel. Non nego che ci sia un po' di emozione quest'oggi, intanto perché arriva a compimento il lavoro di molte persone, in tanti hanno preso parte alla realizzazione di questa mostra e anche perché alcuni di noi conoscevano personalmente Giuseppe Taffarel. Salutiamo anche il pubblico che ci sta seguendo in streaming sui canali social del Comune di Vittorio Veneto e ricordo che questa diretta potrà essere anche rivista appunto sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune di Vittorio Veneto. Abbiamo parlato del Comune di Vittorio Veneto, quindi invito qui sul palco il sindaco Antonio Miatto e l'assessore alla cultura Antonella Uliana. Li accogliamo con un applauso. Insistenze, sindaco. Benvenuti, bentornati a molti di voi che abbiamo visto il 1° marzo qui per la stessa tematica. Io inizio con i ringraziamenti naturalmente. Ringrazio il mio assessore Antonella Uliana e tutti coloro che hanno collaborato con lei per la buona riuscita di questa serie di eventi che si completano appunto con la giornata di oggi che apre a questa nuova esposizione della personalità attraverso le sue opere, la personalità di Giuseppe Taffarel. Io devo ripetermi e dichiararmi ancora meravigliato del fatto che il nostro territorio, specialmente nella sua porzione più marginale, dura, povera, abbia saputo produrre un altro spirito eletto, una persona di grande sensibilità che ha saputo esprimersi sia con le sue capacità in campo artistico e come comportamento civile. Ha lasciato una gran memoria di sé e assolutamente era doveroso ricordarlo con questa serie di eventi. Aggiungo che siamo qua con le nostre mascherine che ci importunano. Vi informo che il Covid sta aumentando come numero, ma abbiamo tanti concittadini a casa con raffreddore, quindi possiamo ben sperare che la cosa vada affievolendosi sempre di più fino ad esaurirsi. Ampi segni, vi posso assicurare che ampi segni di rinascita ci sono, covano e fra poco ci corroboreranno nel recupero delle nostre energie psichiche necessarie per una rinascita sostanziosa e durevole nel tempo. Io ringrazio ancora e buona continuazione. Grazie Sindaco. Assessore Uliana, allora, il coronamento di un percorso molto complesso anche. Sì, è un percorso che è iniziato più di 1 anno e mezzo fa, quando abbiamo cominciato a ragionare sulla possibilità di ricordare in modo degno questo nostro illustre concittadino. E quindi è nata l'idea di una mostra a Palazzo Todesco. Devo dirvi che è stato un momento così di pensiero e di riflessione sul fatto che Palazzo Todesco, che fino a questo momento è stato un contenitore di mostre di pittura, di scultura o anche di fotografia,
potesse trasformarsi in un contenitore privilegiato per la settima arte. E così è stato, e siamo riusciti a realizzare questa mostra appendendo, e uso volutamente questo termine, i film di Taffarel alle pareti del museo. È stata una scommessa, sicuramente, un impegno grande, una scommessa però doverosa, una scommessa che volevamo vincere perché da sempre riteniamo che sia importante ricordare i nostri cittadini illustri, perché fanno parte della nostra storia, della storia illustre e importante della nostra città. E allora vedrete una mostra che è contemporaneamente lettura, storia, interpretazione, emozione. Si dipana di sala in sala, di stanza in stanza, sui 3 piani, andando a raccontare il Taffarel uomo, regista, attore, partigiano, in tutti i suoi aspetti. Quindi una mostra multimediale che rappresenta l'uomo a 360 gradi. E nel sottotetto la puntualizzazione di quello che è il senso e il significato del titolo che è stato scelto per la mostra, insistenze. Perché insistenze? È una parola che lo stesso Taffarel usava quando parlava del primo piano. Lui diceva che il primo piano deve essere insistito, deve essere tenuto a lungo, perché solo in quel modo l'osservatore, lo spettatore può cogliere ciò che altrimenti non si riesce a capire, a catturare con uno sguardo veloce. E allora, all'interno del percorso espositivo, tutta una serie di straordinari ritratti che sono tra l'altro stati interpretati con una versione più attualizzante, oserei dire pop, che ci permettono proprio di capire e di comprendere come questo fosse uno degli elementi fondamentali della cinematografia di Taffarel e poi chiaramente del neorealismo a cui il suo linguaggio cinematografico sicuramente afferisce. Grazie. Grazie Assessore e grazie Sindaco. L'assessore Uliana ci ha fatto entrare anche un po' in quella che sarà l'atmosfera che respireremo tra qualche minuto quando varcheremo la soglia di Palazzo Ottodesco, ma prima ci sono altri amici che vogliono condividere anche la loro così gioia per essere qui quest'oggi su questo palco. E quindi io chiamo qui Giovanni Carraro, documentarista, lo accogliamo con un applauso. Qualche anno fa è entrato in contatto col mondo di Taffarel e ne è rimasto stregato, direi così. Giovanni. Sì, sinceramente Giuseppe Taffarel non l'ho mai conosciuto, ma è come lo avessi conosciuto. C'è stato un filo conduttore che mi ha sempre seguito, mi ha sempre collegato a questo personaggio, ed è la montagna, la ricerca delle persone semplici. Quindi io quando giravo alla ricerca soprattutto di queste zone di sentieri impervi del Visentin, la zona di Fais, mi sono sempre visto questa figura dietro le spalle, no? Che mi seguiva. Poi una sera alla TV, accendendo Rai 3, Cose mai viste, sarebbe fuori orario, Cose mai viste di Ghezzi, mi sono visto fazzoletti di terra e veramente sono rimasto scioccato in senso positivo di come venivano realizzate queste immagini, le voci fuori campo di Cucciolla, soprattutto di Cucciolla e di Guidi. I primi piani, e questo finalmente ho capito il perché di insistenze che ci ha spiegato poco fa l'Antonella. Perfetto questo titolo, perché veramente è uno degli elementi cardini del cinema di Taffarel, il primo piano. Io ricordo sempre Ultimo contadino, questa frase finale del protagonista che veramente fanno i brividi. Cioè io ogni volta che risento quelle frasi
veramente resto meravigliato da come riusciva a trasferire su pellicola le emozioni. Io ho cercato di fare quel che potevo, l'ho trasferito su carta, l'ho trasferito su piccoli documentari che ho fatto, sia qui in questa zona, qui ho visto c'è anche la figlia di Fiore Castel, Fioravante Segat, che è stato uno dei personaggi di spicco dei film La montagna del sole, e poi l'ho rivisto anche nelle Dolomiti con le Tre Cime di Lavaredo, e mi sono divertito proprio a creare questo dialogo con un personaggio che non ho mai visto, ma è come l'avessi conosciuto. Veramente un grande personaggio per me è stato. Mi dispiace non averlo conosciuto, ma ho conosciuto la famiglia, no? Certo, con la certo. quale poi ho stretto un'amicizia, e c'è quindi questo collegamento. Grazie Giovanni per questo... Chiudo con una Sì? battuta, scusate ma volevo farla. Io penso di avere un primato. Io sono in genere molto modesto, non voglio assolutamente vendermi, ma questa volta mi vendo. Sono stato l'unico ad aver portato sullo schermo la moglie. Ma forse oggi forse la... Ma qua, allora, finora. imprese titaniche, sì, sono d'accordo con te. Grazie a tutti. Grazie a Giovanni Carraro. Per chi conosce il lavoro di Giuseppe Taffarelli, tanti lavori di Giuseppe Taffarelli, ha già sentito qualche titolo che sta uscendo così da questa nostra chiacchierata. Alcuni di questi lavori riguardano il tema della resistenza. Quindi io chiamo qui sul palco Chiara Marangon, presidente dell'ANPI di Vittorio Veneto. Anche lei la accogliamo con un applauso. Allora, la figura... Sì. Basta che rimanga qui in luce. Allora tu vai un po'. E io vado in qua, perfetto. La figura di Giuseppe, l'importante figura di Giuseppe Taffarelli dal vostro punto di vista. Dal nostro punto di vista, che non c'eravamo, che non l'abbiamo visto, per cui ce lo immaginiamo. Ce lo immaginiamo un giovane temerario, un giovane che aveva un grande sogno, che era a Roma per realizzare questo sogno, ma poi col bombardamento di Roma, il primo, è tornato qui a Vittorio Veneto. E qui a Vittorio Veneto ha capito che non avrebbe potuto sopportare i soprusi dei fascisti. Dopo l'8 settembre, quando siamo stati invasi dai tedeschi, peggio. Allora questo giovane, che era un giovane bello, di bella presenza, io me lo immagino così, spero che Luana mi confermi, no? Me lo immagino, spavaldo, temerario, coraggioso, anche un po' troppo forse, e con alcuni giovani amici ha messo subito in evidenza il suo carattere, la sua voglia, la sua passione. Ti ha convogliato che ha convogliato nel decidere da che parte stare. È diventato partigiano perché stanco della guerra, stanco dell'ingiustizia, perché voleva per la sua gente, per la sua famiglia, la pace. Ecco allora che, compiendo delle azioni sempre molto anche rocambolesche ma pericolose nello stesso tempo, viene affiliato alla Brigata Tollot e qui compie il suo sacrificio, perché la resistenza è stata un sacrificio. Lui è sopravvissuto, ma sicuramente, a parte la ferita, la sua anima, il suo cuore sono stati riempiti di quell'esperienza. Esperienza che, se in un primo tempo, come tanti altri partigiani, non è riuscito a comunicare perché c'era questa sorta di pudore, questa sorta di paura di non essere compresi,
come dire, esperienza che magari ha condiviso con gli amici con i quali si sentiva più in sintonia, ma, come dire, non ha mai dimenticato. E quando è riuscito a realizzare il suo sogno, per cui quando è diventato il grande attore, il grande regista, lo sceneggiatore, ha trasferito nei suoi documentari i suoi ricordi, la valenza che ha avuto per lui quell'esperienza. E quando noi vediamo Montegrappa, il rastrellamento del Grappa, gli impiccati di Bassano del Grappa, questi primo piani, queste insistenze sulle mamme che hanno perso i figli, Bosco delle Castagne ancora impiccati, ancora morti, ancora distruzioni, e poi questa sintesi che è la resistenza nel Trevigiano. Ecco, noi capiamo che cosa è stata per lui la resistenza e capiamo anche quando ormai anziano era disilluso e amareggiato perché i valori che lo hanno spinto e che l'hanno sempre contraddistinto, anche dovendo pagare un prezzo, perché mantenere la propria dignità e la propria fermezza nelle convinzioni a volte costa. E lui probabilmente ha pagato un prezzo per questo. Però ecco, ci ha lasciato in quelle immagini, in quei visi, in quei morti, in quelle distruzioni che oggi fanno ancora più effetto, ci ha lasciato una eredità preziosa, intanto perché quei documentari sono usciti negli anni in cui in Italia quasi non si parlava più di resistenza, e lui è come se ci avesse detto: questo è successo, questo non si deve dimenticare. Ecco, noi dobbiamo ringraziarlo per questo, perché ci ha permesso di conoscere, di andare a fondo su argomenti sui quali c'era ancora troppo silenzio, e noi di questo lo ringraziamo e ci teniamo caro il suo ricordo e ci teniamo cara tutta la sua opera. Grazie a Chiara Marangon. E adesso è giunto il momento di chiamare qui sul palco Michela Taffarel, la figlia ovviamente di Giuseppe Taffarel. Prima Giovanni Carraro faceva riferimento alla riservatezza, diciamo, della moglie, che è qui seduta in prima fila, riservatezza che non. Cara Michela, allora, intanto vieni qui. È bello essere qui su questo palco in una giornata molto particolare, il tributo della città di Vittorio Veneto al papà Giuseppe Taffarel. Grazie Federico. Innanzitutto voglio ringraziare tutti quanti voi che siete presenti qui all'inaugurazione, e vorrei ringraziare veramente di cuore tutti coloro che hanno partecipato, lavorato, organizzato, realizzato, eccetera, la mostra. Sono emozionata e per me l'emozione non è una cosa che dimostro molto facilmente, ma ho visto la passione, l'interesse e l'entusiasmo che avete messo in questa realizzazione, e non posso che ringraziarvi dal profondo del cuore, da parte mia e da parte di mamma. Quindi vorrei fare un applauso a tutti coloro che hanno realizzato questa cosa, perché la mostra è veramente bella, se non fosse altro per la passione che hanno messo nel realizzarla. Grazie, grazie mille. Sì, una giornata impegnativa, emotivamente impegnativa, anche perché oggi pomeriggio ci sarà un altro evento a Belluno, e oggi è il decennale della scomparsa. Io parlo con papà praticamente tutti i giorni, anche se non vorrei per ragioni mie personali, però ci parlo tutti i santi giorni, quindi gli ho raccontato tutto quello che sta succedendo. E non poteva esserci altra parola per descrivere papà che insistenze, probabilmente, perché lui insisteva in tutto, anche nella vita privata, insisteva nell'essere un insegnante, un esempio, ma anche nell'essere un polemico e un provocatore. D'altra parte i suoi documentari, dal mio punto di vista, rappresentano molto questa sua vena polemica e provocatoria, forse in una maniera più sensibile, però ha sempre puntualizzato determinati
argomenti non facili, argomenti di non facile affronto, di non facile discussione. Ed effettivamente anche ad oggi il discorso delle insistenze dei primi piani di papà mi ha fatto, adesso che sento chiacchierare tanto di questa cosa, mi fa riflettere che quando si seguono i corsi di consapevolezza ti dicono mettiti allo specchio, guardati, insisti nel guardarti negli occhi, vedrai qualcosa nella tua anima che ancora non conoscevi. Probabilmente papà è stato un precursore anche di queste New Age, filosofie New Age, quindi guardare all'interno dei volti dei protagonisti dei documentari di papà è andare a vedere nella loro anima e andare a vedere non solo la superficie di quello che può sembrare, ma l'animo, l'intimo di quello che realmente si sente e si prova. Grazie Michela. Grazie a voi, grazie ancora, grazie mille. Sento proprio l'emozione Sì, oggi sono trasparire. Oggi è particolarmente difficile, sì. Grazie sul serio. Grazie a te. E ovviamente un applauso, lo ripeto. Ovviamente la curiosità cresce e quindi, lo ripeto, stiamo per andare a vedere tutti insieme la mostra a Palazzo Todesco, ma prima di ciò ci apprestiamo invece a proiettare un documentario realizzato appositamente per questa occasione. Il documentario che vedremo è stato realizzato con l'intento di fornire uno sguardo critico ma non asettico sulla figura autoriale di Giuseppe Taffarel. Quando in provincia si getta luce su una figura locale, spesso si rischia di evidenziare le pur legittime aderenze al territorio, trascurando la valenza universale della sua opera. Taffarel non è stato banalmente un vittoriese che ce l'ha fatta, ma un abitante del mondo, che ha saputo raccontare ciò che conosceva, renderlo assoluto e, usando questo termine nel pieno del suo significato, renderlo utile, senza nostalgie né mistificazioni. I diversi protagonisti del dialogo che vedremo, dai familiari ai veri e propri protagonisti dei suoi cortometraggi e agli esperti nei campi da lui esplorati, hanno dato il loro prezioso contributo. E lo hanno fatto ora, rendendo omaggio all'uomo, ora sottolineando le peculiarità artistiche e umanistiche del cittadino, vittoriese e del mondo, Giuseppe Taffarel. Grazie, adesso vediamo il documentario. Per me era uno di nostri, era un vero montanaro, sì, era bello stare con lui. Lui si sentiva proprio a suo agio quassù con noi. Dovevamo fare le cose con perfezione. Fare la corda doppia, salire e tornare per 10 volte, quello me l'ha fatto fare. Era sempre di casa qua, veniva a trovare i miei, era uno come di noi, sì, un fratello, sì, un papà, sì. Un bellissimo ricordo del signor Taffarel. Era molto simpatico, gentile. Parlavo tantissimo con papà, mi faceva parlare di tanti argomenti. Di lui mi ricordo la vitalità, la vis polemica e l'energia, direi, l'energia che ha avuto fino alla fine sostanzialmente. E quando stai con una persona come Giuseppe Taffarel, purtroppo il tempo è passato troppo in fretta. Raccontava tante cose della sua vita, ma anche di fatti che vedeva in giro, perché appunto girando, conoscendo persone, per cui era molto bello ascoltarlo. È molto piacevole ascoltarlo e stare in sua compagnia. Era una persona così, una persona di 100 anni fa. Io volevo raccontare, mi interessava raccontare, no? Cose, inventare cose, no? Sentire il parere di 60 milioni di italiani, insomma, ecco, di persone, capito? Mi interessava quello. Io ho conosciuto Giuseppe Taffarel attraverso i suoi film, in maniera, devo dire, anche
molto casuale. Cercavamo delle immagini, dei film, dei contributi, dei registi anche che fossero poco noti, in modo da offrire al pubblico uno sguardo in qualche modo inedito. Papà è sempre stato una persona estremamente concreta e reale, quindi non credo che avrebbe mai potuto fare qualcosa di differente dal proiettare e rappresentare la realtà. A me è sembrata una persona molto sincera e questo rispecchia in qualche modo, conferma quello che mi sembrava di intuire dai suoi film. Io so che questa cosa funzionerà. Devi partire con questa assoluta, come non so neanche come chiamarla, no? Con questo concetto ben preciso. So che questa cosa funziona. Per questo e questo. Quello che mi ha davvero colpito è la sua forza emotiva, la capacità di coinvolgere lo spettatore in un rapporto, diciamo, quasi diretto, confidenziale con i personaggi che mette in scena, le vicende che racconta nei suoi film. Si pone o intende porsi al fianco dello spettatore, addirittura se possiamo dire seduto nelle file di chi sta a guardare. Per questo motivo si pone il problema di non essere né capzioso né saccente. Semplicemente perché era il suo modo di essere. Lui era diretto, reale, tagliente, concreto. È un intuitivo, è uno che ha un grande intuito relativo all'uso della macchina cinema. È uno che, se ha qualcosa che gli interessa, trova il modo di mostrarlo senza stare a studiare lungamente il tipo di inquadratura da fare, quanto farla durare, dove mettere la macchina da presa, eccetera, eccetera. E questo secondo me fa del suo cinema un cinema forte, un cinema efficace, un cinema che riesce a colpirti. Ma no, nel 1942 sono partito per Roma per fare l'Accademia d'Arte Drammatica, no? Senza una lira in tasca, con 3 giorni di vita. Ma non è una novità, non è che sono partito così per andare a fare l'attore e ho detto eccomi qua, adesso sto io, guardatemi, faccio l'attore. No, volevo prepararmi una buona base specifica, una buona base culturale specifica e allora ho pensato all'Accademia. Gli vengono offerte delle parti come attore, forse il film suo più importante è del 1951, Actu Banditi di Carlo Lizzani con Gina Lollobrigida e Giuliano Montaldo. Ha frequentato peraltro la miglior scuola italiana di sicuro e al tempo una delle migliori scuole internazionali di cinema. A mio avviso era un ottimo attore. In Achtung Banditi Vento è notevole, non è uno qualsiasi e devo dire che dà uno sprint a quel film notevolissimo. Dopo 15 anni volevo fare la regia ovviamente, dicono, ma dopo 15 anni di gavetta finalmente è arrivato il giorno in cui mi sono sentito maturo e intorno a me soprattutto i produttori, i conoscenti, le cose eccetera, hanno pensato che potevo partire, insomma. Si innamora del cortometraggio, che dal 1949 diventa realmente importante per una legge. Il regime imponeva nel momento della proiezione anche il passaggio non solo del cinegiornale luce ma anche del documentario. E il documentario poi nel dopoguerra con la rinascita del cinema era la scuola dei giovani. E sono partito con un primo lavoro che è intitolato La Croce. Nelle prealpi venete l'uso della slitta da carico si perde nel tempo. È un mezzo tradizionale che i montanari chiamano con un nome scaturito dall'esperienza di una dura e rassegnata fatica, la croce.
cortometraggi hanno assunto un ruolo di conoscenza, di condivisione, di partecipazione che hanno di fatto creato una coscienza nazionale. Credo che sia stato un momento di intimità diffusa, questa bellissima, devo dire, consuetudine di finanziare cortometraggi d'autore che peraltro avevano anche una composizione stilistica e una narrazione notevole. Lì c'è stata una stagione incredibile di documentazione, lui è uno dei personaggi significativi. Spesso era un ritrovare un sapore di famiglia. Nella Prealpe Veneta, a cavallo tra la provincia di Belluno e di Treviso, si alza per quasi 2000 metri la Montagna del Sole. È un ironico soprannome popolare, amaro, poiché all'incrocio delle correnti d'aria della Valla Pisina la montagna è costantemente incappucciata di nuvole, sepolta nelle nebbie, fredda e corrucciata anche nella stagione estiva. Trovo che sia forte in Taffarel questa tendenza, come dire, a usare sempre la cinepresa come una macchina che racconta la realtà. E non dico una macchina che riproduce la realtà, dico una macchina che racconta la realtà, che è una cosa ben diversa. Non lo so se Taffarel possa essere considerato un regista neorealista. Si parla di neorealismo secondo me nella tipologia di storia che viene rappresentata, ok? Non nella metodologia. Quindi sì, neorealismo, ma nella scelta del soggetto e della storia da raccontare. La sincerità dello sguardo e dell'approccio e l'assenza di banalità. Non lasciava spazio a nessuna frivolezza, non fantasia, perché fantasia sì, ma frivolezza. Quindi una scelta molto vicina, molto influenzata dal neorealismo, dalla volontà di portare sullo schermo la realtà. E io oserei parlare di realismo, ma della memoria, non realismo punto. C'è un qualcosa che è reale, ma è la messa in scena di una realtà che è già storia in realtà. E quindi lui è un testimone assolutamente straordinario di che cosa? Di quello che noi stiamo dimenticando, perché tutte le vicende che lui racconta hanno sempre dei riferimenti, le più importanti, dei riferimenti con quella che è la realtà della natura. Fazzoletti di terra, io ricordo di averlo visto ad un festival e ne rimasi abbastanza sconvolta perché ovviamente è una cosa che ti rimane abbastanza impresso, ecco. La difficoltà ovviamente di quel periodo o di quel tipo di vita, di quello stile di vita, e quindi ogni volta che vedo un muretto a secco io ci penso, insomma, poi più sono in alto, più sono scoscesi, più sicuramente mi viene in mente Taffarel. Il lavoro di Giuseppe Taffarel è preziosissimo per vari motivi. Io come geografo ci vedo anche molto l'importanza della documentazione paesaggistica, ma è anche un'importanza documentale nei confronti dell'etnografia, quindi dello stile di vita, delle modalità attraverso le quali appunto si viveva in quelle zone. Per esempio nel caso di Fazzoletti di terra ci sono dei dettagli che anche le ricerche etnografiche non avevano fatto emergere. E questo è riuscito a salvare delle situazioni. Sono pillole di storia, proprio tessere, anzi più che pillole. Penso ad esempio alle zolle rovesciate dell'erba che lui filma, che servono proprio come materasso prima di metterci il suolo sopra, e fa da materasso drenante ma anche di ritenzione idrica sostanzialmente. Era un dettaglio che nessuno conosceva, nessuno aveva raccontato anche attraverso le interviste, quindi sostanzialmente lui porta alla luce tutta una serie di piccoli dettagli che sono sfuggiti anche alle ricerche, diciamo, antropologiche dell'epoca. Marius Denghi dovrebbe essere felicissimo di ciò che ha fatto Taffarel, perché trova la prova provata di alcuni elementi che servono per leggere il tessuto sociale di alcune zone assolutamente fantastiche dal punto di vista paesaggistico. Soprattutto si sa quello che accadeva pochissimo tempo prima, insomma. Quindi un grande storico come Snenghi del Novecento dovrebbe essere un patito dell'opera di Taffarel. C'è anche però, attenzione, una lettura politica di questo mondo, ed è anche questa interessante, perché ovviamente è la cifra stilistica del personaggio Taffarel, del regista Taffarel. Lui disse: ho un obiettivo nel mio cinema,
ed è quello di dare voce a chi non ce l'ha. Anche al più miserabile, voglio vedere che cosa ha dentro, voglio vedere come vive, come pensa. Voler dare visibilità a quello che solitamente viene rimosso. I suoi documentari vogliono rappresentare il mondo contadino, il mondo degli ultimi. I miei lavori sono stati fatti con povera gente, contadini, operai, il mondo dei vinti. In qualche modo Taffarel è il cantore veneto del mondo dei vinti. Prendere il locale, il dettaglio locale e portarlo a un livello universale. La storia passa di là. Quello che Taffarel è stato bravissimo a trovare le facce, e soprattutto le facce che si sono prestate a essere loro stessi. E quindi vuol dire che ci ha vissuto insieme. La sua tecnica è quella di entrare come fosse un etnologo, in rapporto stretto con i contadini, con quel mondo, e quindi ritorna a Vittorio Veneto perché è lì che conosce questi personaggi. Il signor Taffarel era amico della mamma e papà, frequentava casa, erano amici, e le ha detto: ma io mi porto via in questa piccolina qua? Siccome che ero timida, avevo un po' di difficoltà là. Però lui piano piano mi ha insegnato, mi mandava a prendere l'acqua e mi ha fatto fare il cimitero dei Ranocchi. Cimitero dei Ranocchi, riposa in pace e non bere la nostra acqua. Amen. Sai che l'amico dei miei genitori, Beppi Taffarel, ha detto che vuole fare un controbottaggio sulla nostra famiglia patriarcale, così fa e vuole che ci siamo anche noi e anche tu, in quanto vabbè, ci proviamo. Persino il probabile matrimonio del più anziano dei ragazzi incombe come una minaccia. La giovane coppia si dovrà trasferire in città. Giuliano è unico tra i giovani che ha scelto in assoluto la vita contadina. No, ridevano, quando mi hanno visto per la televisione si sono messi a ridere, dopo tanta gente mi fermava e diceva: ah, ma lei era quella su Bella Italia, sulla famiglia patriarcale, ecco. Mi sono presentato a lui, mi fa, gli davo del lei, gli disse: prima cosa diamoci del tu, che diventa più facile, io mi chiamo Beppi e tu? E io al giro dico sì. Avevano bisogno di uno che portasse i cavaletti, che facesse tutto il lavoro, proprio il lavoro, e anche che indicasse le zone. E così ho accettato, sono andato su e ho conosciuto Beppi. Beh, i personaggi li sceglieva così, diciamo, dalla strada. Quando abbiamo fatto ad esempio il documentario, sempre quello che ricordo, Scuola di Roccia, a me mi ha detto: devi trovare delle persone che siano sconosciute completamente, delle persone semplici che però magari sappiano arrampicare. L'Altino della Settima, eravamo insieme in Auronzo, lui cercava una persona così, un viso particolare, e c'era questo signore che lavorava strada, e quindi visto e ripassato, siamo ripassati, dico: guarda che è un bel personaggio, e infatti si è fermato su quello perché veramente è una faccia che rende. E poi sono un povero ignorante, non so parlare, io parlo bene soltanto da solo. Sì, giù al paese cercano di prendermi con le buone. Ma perché ostinarti, mi dicono? Perché cercare ancora, dopo 50 anni? Una granata da 305 lo avrà polverizzato, chissà. 2 ossa sperdute in questa immensità di montagne, sotto i nevai eterni. Ma dove vai? È morto e basta. Avete capito? Mi credono pazzo, pazzo. No, non è stata una granata da 305 a sbriciolarlo. Io lo sento. Deve essere intatto in qualche posto, dentro un crepaccio, magari lì, sotto una coltre di terra alta 3 dita, dove i turisti si siedono a mangiare. Se nessuno si è preoccupato di cercarlo, lo cerco io. Ammazzare la gente in guerra si fa presto. Poi ti lasciano lì. Le ossa di un poveraccio non servono più. Li incontri per la strada, ti battono una mano sulla spalla e ti dicono: coraggio, è morto per la patria, tuo padre è un eroe, vivrai in eterno. Ti offrono un bicchiere di vino e tutto è finito. Perché era il suo modo di essere, il suo modo di voler dare voce a questa gente. Voleva far conoscere delle persone che erano semplici, che avevano il suo modo di pensare, magari anche per quello.
Papà ha utilizzato la famiglia quando era possibile. Non ho particolari ricordi, cioè non mi ricordo di aver girato i film, non mi ricordo di papà che mi dirigeva, se così si può dire. Legna da ardere, quello in cui sono quei pannoloni al vento, come dico sempre, assolutamente no, avevo 2 o 3 anni e quindi non mi ricordo assolutamente nulla. Invece Ultimo contadino, sì, c'è l'unico aneddoto che racconto sempre, perché quello che mi ricordo di più tra i vari è sicuramente quello dell'essere nutrita forzatamente con pane e latte. Prepara il tegame con un po' di latte e dargli da mangiare perché ha il viaggio lungo da fare. E allora ho preparato il pane, il latte col pane, l'imboccavo. Lui bravo, papà gli diceva falla mangiare, lui mi infilava il cucchiaio in bocca, io però non riuscivo a mandare giù tutto quanto, quindi c'è proprio un momento nel documentario che faccio veramente fatica a non sputare, però sono brava, resto comunque serena e continuo a mangiare e a mandare giù. È solo il pane e il latte che gli dà il mago Fungolungo è buono, l'altro non sa di niente, l'altro è soltanto pane e latte e basta. Fungolungo. E chi mai gli avrà insegnato questo nome? Bisogna fare presto. Il pullman parte alle 9:48. Ho preso su 2 o 3 mele e gli ho dato il sacchetto delle mele e lei, mia moglie poi, cosa vuoi dare le mele? Laggiù trovi finché vuoi, tienili qua quelle. Non darle alla bambina. Buone così, gli avevo detto, senza concimi velenosi, non ne trovi più, almeno per la bambina. Uffa, aveva detto mia moglie seccata. Anche la rogna di un peso in più, ma neanche per sogno. Un pezzo che mi ricordo perfettamente è quando saluto con la bambola, perché mi ricordo la visione dalla mia parte, cioè proprio io che mi vedo che sto facendo che sto salutando con la bambola, mi ricordo quel pezzo. Sì, penso solo alla bamboletta. È oggettivamente incredibile quello che è riuscito a fare con sta gente, con ste facce assolutamente strepitose, ste bocche senza denti, che mangia, che ciuccia, che fa, che quello che riescono a fare. E poi, per usare un termine forse sciocco, le ha ammaestrate. Perché non puoi dire le ha fatte recitare. Tu parti da qui e vai lì, prendi il bicchiere di vino e incominci a bere il vino. E quello faceva quello che voleva, ma noi lo seguivamo con la macchina da presa, capito? Perché se io pensavo che passasse qua dove c'era sto corridoio, no, quello faceva il giro di là perché non è un attore, capisci? Non gli puoi dire alza l'occhio, basta qua, basta, capito? A ogni ciak riusciva a fargli fare le cose che a lui servivano. E in questo è bravissimo, però riesce ad avere l'immagine ma non l'empatia di un'interpretazione. Ed ecco perché ha bisogno della voce fuori campo. Noi siamo dei poveri ignoranti, l'ho già detto, e facciamo quello che possiamo. Ma i giovani no. I giovani non sono più come noi. Studiano, imparano, si difendono, vogliono i loro diritti. Sono la nostra speranza. E quindi c'è anche una visione fortemente politica che forse possiamo collegare anche al suo passato partigiano, antifascista. C'è una sorta di condanna del fascismo di tipo economico, forse mi viene da dire, cioè un boom economico che sta dimenticando dei mondi, non sta riconoscendo la dignità di quei mondi. E quindi è come se lui continuasse a fare questa lotta partigiana contro tanti modi di intendere il fascismo. Il produttore, che non sapeva niente di queste cose, è rimasto, sai, no, però così 2 personaggi, poi alla fine che questi vanno a portare i fiori, potrebbero andare a mangiare il gelato invece che portare i fiori, però mio marito si era impuntato su quello e quello ha fatto. Se noi affrontiamo quel mondo individuando questi strati, allora il lavoro che lui ha fatto per noi è prezioso. Se invece semplicemente ci mettiamo e ci lasciamo andare all'emozione più immediata, secondo me addirittura offendiamo la fatica che lui ha fatto, perché non è facile fare quel lavoro. Figli, abbiamo chiesto. Si sono guardati senza una parola, impietriti. Sì, uno. Lo vanno a trovare in città, a Bassano del Grappa, una volta all'anno, nell'anniversario della sua morte. Ed è l'unica occasione questa in cui lasciano i loro campi. Era partigiano del Monte Grappa
ed è morto qui, in questo viale, con altri 30, impiccato dai nazifascisti. All'inizio, quando abbiamo avvicinato questi 2 contadini mentre spaccavano le pietre, li avevamo guardati solo sotto il profilo umano ed economico. Erano così isolati dal mondo che parevano al di fuori di tutto. Avevamo dimenticato che anch'essi fanno parte di noi, che sono parte attiva della nostra storia. Quando Taffarel ci parla della resistenza, ci parla, diciamo, in generale della storia, non solo della resistenza, perché ci sono anche dei suoi film magnifici che, ad esempio, ci riportano non alla seconda ma alla prima guerra mondiale, e forse possono, come dire, essere in un certo senso uniti nella stessa categoria. Anche quando lui parla di resistenza e di storia, credo che il fulcro del suo discorso sia comunque il personaggio, l'umanità, l'uomo che ha vissuto quei tempi e con il quale il nostro presente ancora si raffronta. In Monte Grappa 1944 c'è questo momento in cui Taffarel ci deve mostrare la storia dei partigiani che furono ammazzati, furono impiccati dai nazisti. Monte Grappa 44 è la ricostruzione del massacro di Viale dei Martiri, no? Ne hanno impiccati a quegli alberelli lì, ne hanno impiccati, si vede anche nel finale del coro, no? Che è quello, no? Ecco, io ho raccontato la storia di quel massacro nazista e fascista soprattutto. Cosa fa lui per raccontare, per mettere in scena questa vicenda in maniera straordinariamente efficace? Si affida ai fiori. Lì ha avuto la capacità ovviamente di prendere un qualcosa, e secondo me lui non lo ha neanche fatto con l'intento di essere dirompente. Magari l'ha fatto anche veramente, prova a immaginare se prendi dei fiori, cioè è una cosa anche molto delicata, no? Quindi non la realtà ripresa magari con tutti i sacri crismi, ma quello che ricostruendo si riesce a ottenere se si ha la genialità di raccontarlo. La scena è questa. Gli eroi macabri dei fumetti neri non hanno insegnato nulla ai nazisti. Tutto procede con precisione quel giorno di settembre. Un cappio per ogni albero, un partigiano per ogni cappio. Sono 31. Un'accelerata e il primo partigiano pende senza vita. 31 accelerate di morte, 31 impiccati, uno dopo l'altro. La censura addirittura l'aveva proibito ai minori di 14, perché ha detto che era più impressionante quel mazzo di fiori impiccato che non impiccare la persona vera. Quello è una delle cose più belle che abbia visto in Taffarel, ma che ho visto negli ultimi 30 anni di cinema, voglio dire. Quell'immagine esiste ancora, se tu vai lì e li vedi quegli alberi, cioè tu ancora ci vedi gli impiccati. Per questa gente portare la croce è un lavoro consueto, un'attività giornaliera che si compie come le altre, senza parlare. Ma nel procedere sotto il peso c'è il segno di un'esistenza che si trascina senza prospettive, vincolata per sempre a una natura avara che non lascia eredità. La natura, il paesaggio non è mai qualcosa di semplicemente bello da vedere, ma è qualcosa che si pone sempre in relazione con una persona che lo vive
e che in un certo senso anche in vari contesti, in varie situazioni è schiacciata da questo contesto in cui vive. Non c'è un'idea di natura in Taffarel idealizzata e ipostatizzata come quella, insomma, della modernità. In un certo senso lui incarna la visione della natura del mondo contadino. Io credo che avessero ragione gli antichi tragici greci, che dicevano che nulla di più tremendo c'è dell'uomo, cioè che l'uomo è sempre in conflitto con la natura e che non c'è mai stato un vero e proprio equilibrio con la natura. L'antropomorfismo è proprio questa necessità di riprendere il paesaggio attraverso l'uomo. Il paesaggio non è più altro da noi, ma siamo noi stessi. La domanda che io mi faccio, partendo dall'idea che è utile, è necessario documentare tutto ciò, è cosa significa per noi quella documentazione. Io vedo 3 livelli, diciamo così, di interesse di questo tipo di lavori, insomma, che ovviamente vanno storicizzati, vanno contestualizzati nella temperie culturale in cui sono stati realizzati, ma c'è un interesse sicuramente di tipo etnografico, etnologico, antropologico, c'è un interesse di tipo paesaggistico, proprio per capire come è cambiato il territorio, come è cambiato l'ambiente in cui viviamo, e c'è un interesse di tipo politico, e cioè dovremmo accompagnare questi documentari e proporli non come una verità, ma come un modo di interpretare la realtà e con delle possibilità di far capire la chiave di lettura di Taffarel, quindi la visione politica, l'ideale politico di Taffarel, che mutatis mutandis chiaramente può avere dei riflessi interessanti anche per il mondo contemporaneo, più in un'ottica appunto non di critica politica, ma di critica forse anche un po' proprio al modello economico. Metterei in didascalia di tutti i nostri ragionamenti una frase di un grande filosofo della metà del Novecento, che si chiamava Adorno. Non si tratta di conservare il passato, ma di realizzarne i suoi sogni. Quando vedo i contadini che lavoravano nelle montagne con la fatica quotidiana incredibile, forse sognavano quel mondo o no? E se sognavano un mondo, noi lo stiamo realizzando? E allora il lavoro fatto, la descrizione di quel mondo, ci deve servire per questo, per costruire un futuro che contenga i sogni di quei contadini e della loro fatica. Solo ai bambini è dato sognare e sperare, e forse per loro è giunto il momento di dare al progresso quel significato che i padri non hanno mai conosciuto. I temi di Taffarel non solo sono attuali, ma proprio fino a quando, tra virgolette, esisterà la discriminazione, esisterà la differenza epocale tra ricco e povero, sfruttato e sfruttatore, credo difficilmente potrà essere superato. Taffarel è un regista del suo tempo e questo è giusto, e questo è innegabile, questo è necessario se egli vuole essere un documentarista, e lo è, e come? E racconta delle vicende che sono del suo tempo. Il suo racconto ci porta all'interno di paesaggi che sono immersione in quella cultura di base che lui riesce a raccontarci con tanta semplicità. La semplicità è riuscire a non far vedere lo sforzo, perché essere chiari e semplici è complicatissimo. Serve anche poi a far emergere la dignità di questi personaggi. Sono dei personaggi che si stagliano solitari, no? Quasi mitologici. La sintesi è un processo creativo complicato che passa attraverso la conoscenza. La scelta di raccontare delle storie universali, se vuoi essere universale devi essere semplice. I suoi documentari sono tutti simili. Il taglio, il modo di girare, le inquadrature, il modo di domandare, di intervistare. Lui è talmente convinto delle sue idee, Taffarel, che praticamente noi vediamo nei tanti documentari che lui ha fatto una diversa declinazione della sua unica ideologia. Se io prendo tutti i suoi corti di un certo tipo e li metto in fila, probabilmente poteva venire fuori una grande storia che
andava oltre le immagini del corto che mi presentano una tessera alla volta. È uno che eccelle perché ha una coerenza assolutamente straordinaria, ha un interesse importante perché ha votato la sua vita a un certo tipo di professionalità trasferita all'interno di un discorso sociale e di un discorso anche cinematografico. Ha a che fare con il senso della libertà, il senso dell'uomo e il significato dei valori che perdurano e hanno motivo di essere difesi, rinnovati, raccontati, interpretati, eccetera. Tu hai avuto una stagione in cui siamo diventati italiani grazie alla televisione. Quindi la valenza potente, no, di comunicazione, di trasmissione, di omogeneizzazione dei linguaggi della cultura, perfino della lingua, oltre che dei valori sociali, è stata costruita attraverso la televisione, che però è capitata nel momento in cui il tutto si è dissolto in una massificazione estetica, quando invece è un patrimonio incredibile che io vorrei riversare sui miei nipoti. Per i giovani sarebbero interessanti alcuni da rivedere, però non possono fare la comparazione perché è un mondo finito quello. Se una persona è abituata a vedere altri linguaggi, a leggere altri linguaggi, non è molto complesso, ma se non lo hai mai fatto perché comunque non ne hai mai avuto la possibilità, l'occasione, l'interesse, l'importante è avere pazienza e lasciarsi entrare in quella storia. Basterebbe provarci, portate i bambini a vedere queste cose, ne hanno bisogno, ne hanno voglia. Taffarel ha l'umiltà di porsi come il narratore di qualche cosa che sente, vede e quindi ritiene che possa fare parte della punteggiatura, morte, modalità della vita, rapporto con la natura, di tutto quello che può comporre, come dire, un pentagramma di una musica civica o civile. Trovarsi in un luogo e discutere di politica, discutere di come vogliamo vedere la nostra città tra 10, 20, 30 anni, questo secondo me è doveroso nei confronti di Giuseppe Taffarel e nei nostri confronti. Che sono film che ci invitano comunque, sempre, a trovare i modi per essere delle persone migliori. Possiamo fare un altro applauso? Questo era il documentario che è stato realizzato per l'occasione. Beh, insomma, complimenti a Stefano Faraon, Alberto Ceschin, a IEM Comunicazione per aver realizzato questo prezioso documento, e io richiamo qui sul palco Michela Taffarel per un'ultima sottolineatura dopo aver visto
questa produzione. Stefano, Alberto, grazie. Grazie, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Complimenti, veramente grazie. Papà sarebbe stato orgoglioso e anche fiero di voi perché avete fatto un ottimo lavoro, soprattutto di montaggio, ma per questo ne parla mamma perché lei è la montatrice di casa. Volevo solo dire una cosa. Figlia di Taffarel, vissuta dentro il mondo di Taffarel, cinema, televisione, eccetera, ho partecipato ai suoi documentari, eccetera. Per ragioni mie mi ero un po' allontanata, no? Cercavo di essere un attimino al di fuori di tutto questo mondo. Da quando è iniziata tutta questa storia del centenario, ho scoperto delle cose di papà che sinceramente non conoscevo e mi rendo conto che ci sono persone che hanno studiato la sua storia, hanno studiato le sue biografie, le tesi che sono state fatte, i suoi documentari, con un'attenzione certosina, con una partecipazione emotiva, molto più della mia oggettivamente, che mi sorprende e mi rende finalmente forse orgogliosa di tutto il lavoro che ha fatto papà nei suoi anni. Quindi grazie papà e grazie a tutti quanti voi di nuovo. Grazie mille. Bene, volge al termine questo nostro appuntamento con l'inaugurazione della mostra. Io vi ricordo che la mostra Insistenze è e rimarrà aperta appunto dal 9 aprile al 10 luglio. Sarà visitabile il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle 19. L'ingresso è libero. Per chi ci sta seguendo in streaming, adesso vi daremo un assaggio di quello che si può trovare all'interno della mostra. Grazie a tutti voi, ci apprestiamo a fare il nostro ingresso a Palazzo Todesco, qui a Vittorio Veneto, per Insistenze. Grazie ancora.